Fuori le armi, tir bloccato e corriere della droga in manette. Più di 4 tonnellate di cocaina sequestrate insieme a 2 milioni di euro in contanti, oltre che i mezzi per il trasporto dello stupefacente. 38 misure cautelari in tutta Europa, di cui 11 in Italia. Operazione Geppo 2021, così si chiama l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste con la Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Polizia Nazionale di Spagna e le autorità colombiane e statunitensi. Un duro colpo è stato sferrato al clan del Golfo, organizzazione di narcotrafficanti colombiana che conta più di 500 soldati dediti al controllo del territorio e che facevano viaggiare la cocaina dalla Colombia fino all'Europa. La prima base di scalo a livello logistico era Madrid, poi la droga arrivava in tutte le altre piazze del vecchio continente. Gli investigatori, grazie a 3 agenti infiltrati all'interno del cartello della droga, sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dei boss per poi arrivare all'arresto di 38 persone. Parlare di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina non è cosa che avviene abitualmente, ma l'importanza maggiore è nel fatto che siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. La cocaina veniva occultata e trasportata dai corrieri in vari contenitori, forni a microonde, borse e sacchi di juta, piuttosto che occultata in zone boschive o stipata nei vani nascosti dei vari furgoni. Aiello del Friuli, Bagnari Arsa, Preganziol, Verona, Peschiera del Garda e Viterbo, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto al Lazio. Questi sono solo alcuni dei luoghi in cui sono avvenute le compravendite della cocaina, con i relativi sequestri e arresti. L'indagine prosegue e non dimentichiamo che ci attendiamo anche le iniziative difensive che da oggi cominceranno. Oggi l'indagine prende forma palese dopo essere stata per poco più di un anno in forma occulta. Da oggi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in fase di indagini preliminari, va a conoscenza delle difese tutto quello che abbiamo accumulato e ci aspettiamo con serenità anche il loro contributo. La droga arrivava in Olanda, Italia, Slovenia, Albania, Croazia e altri paesi. Veniva poi gestita dai gruppi criminali locali, tra cui l''ndrangheta in Calabria. I narcotrafficanti avevano acquistato cocaina per 96 milioni di euro per poi immetterla nel mercato europeo. Solo in Italia i proventi della vendita si sarebbero aggirati attorno ai 240 milioni. La droga, quando partiva dalla Colombia, era già formalmente sotto sequestro, grazie al lavoro degli agenti infiltrati. Era già sequestrata, i venditori colombiani si fidavano della persona interposta che assicurava che l'avrebbe caricata sulla nave. La persona interposta aveva un furgone che è stato fornito sempre da noi, dall'organizzazione delle forze sane, diciamo così, e che invece l'ha fatta arrivare in Italia in tutt'altro modo.